Contiamo di fare 3 prelievi, quindi venerdì, sabato e domenica, e lunedì ci aggiorniamo con tutti gli enti competenti e prenderemo delle decisioni. Fino ad allora però non mi voglio sbilanciare perché dobbiamo vedere i risultati. Continua in attesa di questo la progettazione per il bypass con l'acquedotto di Sesti Levante, anche qui ci sono delle novità. Sì, è terminata finalmente la progettazione, mi è arrivata questa mattina in ufficio, quindi provvederò poi a pubblicarla. Prevede un collegamento con il pozzo di via Sara 1 attraverso la pista ciclabile che verrà demolita e ricostruita. Quando potrà partire l'intervento? Quanto è il costo? Il costo ora sono all'incirca sugli 800.000 euro. E Atto ci ha assicurato che ha trovato già la gran parte delle risorse, ci sarà da fare un incontro diciamo, nel quale verranno prese proprio le decisioni. Dovrebbe essere fatto in 3 lotti con un tempo stimato di circa 3 mesi. Una volta che il bypass con l'acquedotto di Sesti Levante entrerà in funzione, cosa verrà fatto sul pozzo di via Casenuove? Intanto il pozzo di via Casenuove deve essere bonificato, quindi occorrerà fare da parte di SAP e degli enti preposti delle caratterizzazioni del terreno per verificare la causa inquinante, cercare di bonificarlo in modo tale poi da togliere i filtri e avere 2 fonti di approvvigionamento idrico. Nel frattempo, comunque, appena verrà collegato il pozzo di via Sara 1, prenderemo l'acqua da lì e verranno tolti i filtri che, ripeto, sono temporanei. Qual è l'umore della popolazione comunque alla luce di questi giorni di disagio vissuto? Allora, io in questi giorni non ho ancora fatto alcuna dichiarazione su questo, mi riservo poi al termine dell'emergenza di farla, ma voglio veramente ringraziare la popolazione di Casarsa per come si sta comportando, la serietà, la solidarietà, il modo con cui sta affrontando questo grosso disagio. Ripeto, poi alla fine farò alcune considerazioni anche su quello che è stato detto impropriamente, secondo noi, anche in Consiglio Comunale, ma veramente ora voglio ringraziare la popolazione, tutti i volontari, il personale del Comune per come stanno sostenendo questa emergenza e stanno anche facendo vedere un senso di comunità che ci fa ben sperare.